Erano circa le 7 quando una nave battente bandiera panamense lunga 160 metri ha avuto un'avaria mentre transitava nel canale di Malamocco in direzione Porto Marghera all'altezza di Dogaletto. Il problema sarebbe nato da un blackout alle macchine. Grazie all'intervento del pilota di bordo e dei due rimorchiatori in assistenza, il mercantile è stato riposizionato in asse con il canale e ha dato fondo alle ancore, fermandosi senza incagliarsi. Nel frattempo è stata informata la Capitaneria di Porto, che poi è intervenuta per le operazioni di monitoraggio e soccorso. L'equipaggio del mercantile ha risolto il blackout nel giro di un'ora e a quel punto la nave si è mossa verso l'ormeggio al terminal. La motovedetta della Capitaneria di Porto ha accertato che non si fossero verificati sversamenti di materiali inquinanti, mentre il personale preposto è salito a bordo per i primi accertamenti, che saranno seguiti da una visita del nucleo specializzato nella sicurezza della navigazione. Il traffico delle navi in entrata è ripreso poi regolarmente.